La chiamano fuga di cervelli, ma va da sé che con la testa se ne va dal collo in giù un'intera generazione. Su 5 milioni di italiani che scelgono di vivere all'estero, i veneti con 390.000 emigrati sono secondi solo alla Lombardia e i vicentini a nord-est sono la maggior parte, addirittura 80.000, con un aumento del 15,4% in un anno. Lo certifica la Fondazione Migrantes. Da Vicenza c'è una media di 12 partenze al giorno con destinazione soprattutto Europa e America. Ovviamente sono migranti che nei paesi dove vanno portano intelligenza, cultura, preparazione, una costosa formazione sostenuta in Italia e che andrà ad arricchire il PIL dei paesi stranieri, dove i nostri migranti saranno davvero una risorsa, perché lavoreranno, si pagheranno vitto e alloggio e se non ce la faranno dovranno tornare in patria.